Ci sono alberi di ciliegio, ci sono squarci di paesaggio bellissimo e si stenta a credere che qui siamo nel comune di Bassano e San Michele, dove però la parola d'ordine sembra essere abbandono. San Michele è il paradigma di come le prealpi subiscono gli effetti di un lungo abbandono delle culture agricole e boschive, di come la politica del territorio miope porti queste splendide risorse ad essere un rischio idrogeologico che prima o poi si scaricherà inevitabilmente sulla pianura sottostante. Il signor Orfeo Reginato, 84 anni, un tempo consigliere comunale, ci porta in giro per il suo amato paese e per il sentiero aperto dai nostri soldati nella Grande Guerra e trasformato in torrente quando piove più forte. E quando arrivava qua, che era una strettoia, si filava nel terreno, portando via le quintali di materiale e creando dei tappi nella parte bassa del torrente. Le frane si susseguono una dopo l'altra, nascoste dalla vegetazione. Diciamo che gli edifici non sono molto distanti da questa zona che frana. Sono 1-2 passi. E qui c'è la frana. Che prima arrivava molto più avanti, capito? Il terrapieno era molto più avanti. In realtà qualcuno che la zona è pericolosa lo sa, perché hanno proprio messo il nastro zona pericolosa. La causa di tutto? Il placido torrente Silanello, abbandonato al suo destino. Basto io per fare da ponte al Silanello, che sembra un ruscello insignificante poco prima di entrare a San Michele, ma appena 20 metri più a valle fa la curva e erode l'intero costone di roccia che c'è sopra. Il senso dell'abbandono lo si avverte ovunque, anche se a volte ci sono esempi di come le cose potrebbero e dovrebbero essere. San Michele permette di vedere cosa vuol dire la differenza tra una montagna abbandonata, come in questo caso, e fare 2 passi più in là e vedere come una famiglia contadina riesce invece a tenere pulito e in efficienza il costone del colle. Con il signor Orfeo, che è nato a San Michele e morirà a San Michele, così ci dice, passiamo tra le case abbandonate, tetti sfondati, un senso infinito di archeologia del presente e segni sbiaditi dal tempo. Questa Madonnina sbiadita è un po' il simbolo di come viene lasciato San Michele, è meno simbolico, è molto più pratico invece la situazione del letto del torrente, vedete, completamente ostruito dalla vegetazione, e questo è il primo problema che incontriamo. Gran parte del paese sembra in abbandono. Non ha torto. Non ha torto. Salutiamo Orfeo, tra gli ultimi guardiani delle prealpi dimenticate, come i frutteti inglobati dal bosco.